lei ha capito quando si può muovere o no? Sì, un po' di confusione. La linea guida è che vogliono che non ci sia assembramenti, quella è la sostanza. Però la cosa è abbastanza complicata. In realtà molto poco. Ho capito che ci sono dei giorni rossi e dei giorni zaia, chiamiamoli così, che sono gli arancioni in cui in realtà noi dovremo tornare verso le 14, dovremo rientrare nella propria abitazione alle 14. Ma lei ha capito quali giorni? Non tanto bene, sono sincera. È stato un po' complicato all'inizio e ho dovuto riguardarlo più volte, però sì, è stato un po' difficile effettivamente. Non ho capito del tutto. È un casino, se si può dire questa parola qua, vergognoso. Ma lei cosa avrebbe fatto? Bisogna ammettere che non è neanche facile, cioè che non è facile. Comunque è forse una direttiva più pesante da subito, da subito. Quindi lei avrebbe fatto di nuovo una zona rossa per un periodo e non tutte queste gialle, rosse, calendario? Esatto, sì, esatto, per tutta l'Italia. La situazione è abbastanza complicata a dire il vero. Cerchiamo di seguire sia quello nazionale che quello del Veneto. Bisogna mettersi un po' a studiare. Abbiamo detto sì proprio prima, dopo ce lo studiamo bene per capire quando possiamo spostarci e dove. Quindi. Con un calendario incominciamo a segnarci. Esattamente, un calendario e... Esatto. Ma voi avete capito quando si può uscire, non si può uscire? No, non tantissimo a dire la verità, infatti adesso prendiamo gli ultimi regali di Natale e dopo stiamo a casa. Quindi a scanso di equivoci. A caso di equivoci stiamo a casa, sì, tanto per noi va anche bene, ci riposiamo un po' dopo quest'anno che è stato molto duro. Non ho capito nulla, niente proprio ci ho capito. Non ho capito quando dobbiamo uscire, quando dobbiamo stare a casa, non ci ho capito. Io spero che revochino almeno una, quella di Zaia, mercoledì, perché è giusto aver fatto quella di Zaia a coprire il periodo di vuoto nazionale, però spero che abbiano il buon senso di non sovrapporre le due dalla vigilia di Natale. Secondo me Conte non ci capisce niente. Il giorno 4 è rosso, il giorno 5 è arancio, il giorno 6 è verde. Ma che siamo, peperoni qua?